Padova, 18 febbraio 2013. Un'agenda programmatica dalla categoria degli ingegneri al governo che verrà. Focus sui temi della sicurezza, dell'ambiente e degli open data. Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento e la formazione dell'esecutivo si collocano in un momento critico per il Paese, colpito da una forte crisi economica. Questa situazione ha stimolato la categoria degli ingegneri a proporre anche durante la campagna elettorale percorsi affidabili e concretamente realizzabili in tema di sicurezza sismica e tutela del territorio, ambiente e green economy e open data. Una categoria professionale è quella degli ingegneri autorevole con cui il mondo politico e le forze vitali del Paese possono contare di confrontarsi. Roberto Scibiglia, Presidente Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Perché questo evento e perché rivolgersi al futuro esecutivo? Sappiamo che queste elezioni hanno un significato abbastanza particolare perché si collocano in un momento molto difficile per il nostro Paese. Dobbiamo cercare di riprendere lo sviluppo delle varie attività sociali ed economiche del Paese e dunque era particolarmente importante in questo momento che come categoria ci fossimo anche noi, anche nella fase elettorale, dando un contributo per le conoscenze e per i settori in cui noi operiamo alla futura classe dirigente del Paese, aiutandoli o dando indicazioni per quelle scelte strategiche che sono indispensabili per poter superare questa fase recessiva. Quindi diciamo che è possibile un dialogo con la politica? Il dialogo ovviamente è sempre possibile, nel senso che riteniamo dall'altro come categoria di avere un dialogo nel senso propositivo, nel senso costruttivo, non come oggi che facciamo a livello locale un'iniziativa che è stata già fatta a Roma a livello nazionale, è proprio quella di invitare tutte le forze politiche e il nostro scopo è proprio uno scopo di servizio, in fondo ci sentiamo anche noi una forza sociale che in questo momento deve dare il suo contributo. Lo diamo a tutti, lo diamo su temi come quelli della sicurezza, come quelli dell'ambiente e quelli dell'open data, che sono temi che a noi ci sono congeniali, ci vedono spesso operatori in questi settori sotto varie vesti, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese, nell'industria e dunque su questi temi riteniamo di poter dare un contributo, ripeto, costruttivo a tutte le forze politiche. Ecco, un'ultima domanda. Voi proponete 3 focus. Quale secondo gli ingegneri quella più importante? Ovviamente sono importanti tutti e 3, come dire che non è importante il focus della sicurezza, per esempio, dove sicurezza intesa come proprio salvaguardia della vita umana. I terremoti ci sono stati e ci saranno ancora, ahimè. Dunque se non si fa una diversa politica della prevenzione, finalmente si lancia una seria e diversa politica della prevenzione, è il caso di farlo. Stiamo parlando della salvaguardia della vita umana, quindi come fa a non essere importante questo tema? Riteniamo su questo tema di fare anche delle proposte concrete per lanciare questa politica. Come si fa a non dire che è importante gli interventi nell'ambito dell'ambiente, anche e soprattutto per lo sviluppo, gli ecoincentivi, una politica diversa e più adeguata ai tempi della gestione dei rifiuti, le politiche comunque in generale di tipo ambientale, continuare con il risparmio energetico, sono temi che ovviamente non possono non essere importanti. Un tema nuovo forse, che lo lanciamo proprio perché non è percepito come un tema ancora credo a livello di opinione pubblica importante, è quello degli open data, cioè quello di aprire le banche dati delle pubbliche amministrazioni a un utilizzo maggiore, incrementarle ed aprirle. Ci sono studi anche a livello europeo che dicono che questa attività ha un impatto anche sull'economia in generale, che è notevole, oltre che a sviluppare la ricerca sulle tecniche di comunicazione e di informazione, crea anche, cosa indispensabile in questo periodo, anche grandi occasioni di lavoro. Le proiezioni sono che su questo settore si aprano più spazi di occasioni di lavoro, soprattutto per il lavoro qualificato. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri da tempo ormai ritiene che la categoria debba svolgere un ruolo più organico nella crescita del Paese. Fabio Bonfà, vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nella giornata di oggi vogliamo fare delle proposte concrete per uno sviluppo, una crescita del Paese, perché crediamo sia un momento, come dice lei, cruciale
e quindi facciamo delle proposte concrete che sono la messa in sicurezza del Paese sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista sismico, la modernizzazione del Paese con gli open data per la riduzione della burocrazia, che è uno dei mali del nostro Paese, e lo sviluppo della green economy, cioè le energie alternative, un settore in cui abbiamo professionalità importanti da mettere a servizio del Paese. Ecco, il 2013 sarà ancora un anno difficile, chiaramente sotto gli occhi di tutti, però ecco, potrebbe esserci una vera e propria svolta dal punto di vista politico e quindi anche dal punto di vista della vita del Paese. Ecco, il ruolo che le categorie, secondo lei, in questo momento devono assumere sempre di più. Il ruolo delle categorie per noi è molto importante perché facciamo proposte concrete che sono quelle che possono riavviare la crescita del Paese. Lo facciamo noi come ingegneri, ma lo faremo domani nel Professional Day assieme alle altre professioni, il CUP e il PAT, e riteniamo che le nostre siano proposte di sostanza che sono imprescindibili per la crescita del Paese, concrete e anche inrinviabili. Quello della messa in sicurezza, ad esempio, anche ieri abbiamo avuto delle scosse, si parla di 92-93 miliardi di euro su un bilancio dello Stato che supera gli 805 miliardi all'anno. Si devono trovare risorse che sono meno del 3%. Anche gli open data sono estremamente importanti dal punto di vista poi anche economico, perché avranno delle ricadute anche secondo l'Unione Europea che potrebbero essere più che rilevanti. Assolutamente sì, crediamo che abbiano una duplice funzione sia per il settore commerciale, turistico e anche per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ma soprattutto per lo Stato. La burocrazia è un costo insostenibile per i cittadini e per le società, per l'intera società, per le imprese. Si valuta di 60 miliardi all'anno il costo della burocrazia. Gli open data sono un grimaldello per superare attraverso la trasparenza tutti quei meandri della burocrazia che sono un danno per il Paese. Una comune strategia complessiva e di lungo termine con le forze politiche è auspicata anche da Giorgio Simioni, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova. Noi crediamo che sia necessario partire da una lettura di una situazione che vede un'economia estremamente in crisi, una situazione stagnante, soprattutto nel comparto delle costruzioni, e vediamo la necessità di un rilancio, di una rivisitazione di alcuni metodi operativi e di indirizzo che in passato sono stati portati avanti. Naturalmente la prospettiva non può essere più quella di un intervento sul territorio in maniera massiccia e con un grande consumo di suolo, ma dobbiamo ragionare in termini di riorganizzazione degli spazi esistenti, riqualificazione, rigenerazione delle città, delle zone industriali, mettere in sicurezza questo patrimonio che evidentemente ha la necessità di garantire sicurezza e anche prestazioni energetiche che attualmente non è in grado di garantire. In sostanza proponiamo una sostituzione, anche dove è necessario, di parti di città che sono superate, obsolete e che non sono in grado di garantire quanto sarebbe necessario. Qui a nord-est quali sono le criticità da sanare? Nella nostra provincia in particolare la prima criticità è quella della sicurezza nei confronti della sismica. Quindi abbiamo un territorio che non ha mai avuto un'attenzione a questo tipo di problematiche, è stato recentemente classificato in questo senso e pertanto è assolutamente prioritario che si decida di investire in termini di miglioramento sismico di quello che è il patrimonio edilizio esistente, tutto il patrimonio edilizio esistente, non solo quello residenziale, anche quello industriale, come tra l'altro abbiamo già iniziato a proporre. Un talk event tenutosi con protagonisti quindi non solo gli ingegneri ma anche illustri relatori, oltre ai candidati politici che tra poco siederanno nel rinnovato Parlamento. 3 parole chiave: sicurezza, ambiente e open data, per aprire una via italiana alla crescita con l'aiuto delle categorie professionali. Sulla sicurezza,
Considerando soprattutto i terremoti accaduti negli ultimi 50 anni, è emersa la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di 12 milioni di immobili, stimando risorse per circa 93 miliardi di euro. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ritiene necessario utilizzare risorse pubbliche che spingano i privati ad adeguare i fabbricati, così come è già stato fatto con successo per le ristrutturazioni e l'adeguamento energetico, e propone misure di defiscalizzazione, donando impulso all'occupazione e rilanciando la crescita economica. Per la green economy, ossia la politica verde, diventa necessario il passaggio ad una effettiva gestione sostenibile dei rifiuti e all'efficienza energetica. L'Italia, fa sapere il Consiglio nazionale degli ingegneri, potrebbe contare su un tesoretto di 10 miliardi di euro a disposizione per riprogettare i suoi finanziamenti. Tali contributi, tuttavia, sono erogati solo a seguito di procedure di bando e pratiche che favoriscono le lobby. Gli ingegneri propongono pertanto di continuare a sostenere le scelte sostenute in passato, garantendo il rifinanziamento dei crediti d'imposta, pur sapendo che nella cassaforte dello Stato resta comunque quel tesoretto da 10 miliardi. Sugli open data, tema nuovo ma non meno importante, si è espresso Ezio Miozzo, presidente della commissione della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Ingegneria dell'Informazione. Ezio Miozzo, presidente commissione FOIV, ingegnere dell'informazione. Senta, perché questo evento? Allora, l'idea di questo evento è di porre l'attenzione a quella che sarà la futura classe politica che sarà chiamata a governarci e a legiferare, una serie di temi concreti che sono di interesse di tutta la collettività, e quindi da questo nasce l'attenzione in particolare nel settore dell'informazione, degli open data e di tutto quello che ad esempio secondo la comunità europea vuol dire in termini di capacità di crescita e di imprenditorialità. Quindi questo evento anche perché la categoria professionale degli ingegneri può essere un valido interlocutore per il mondo politico, soprattutto in un momento come questo. Esattamente, questo è uno dei motivi, e per il fatto che noi ci teniamo a porre l'attenzione, al di là comunque delle simpatie che ognuno di noi può avere, su temi concreti e specifici su cui noi riteniamo di avere una competenza che ci viene riconosciuta dalla collettività. Parliamo un attimo degli open data, può così sintetizzarceli? Allora, diciamo, gli open data sono sostanzialmente i dati che raccolti e gestiti dalle pubbliche amministrazioni vengono resi aperti e disponibili, quindi privati da qualsiasi tipo di privativa, di vincolo, in modo tale da poter essere liberamente messi in connessione tra di loro. A Padova, circa 40 anni fa, è nato, se vogliamo, una delle prime esperienze con il professor Mario Volpato, che diede vita alla Società Nazionale di Informatica delle Camere di Commercio, e attraverso questa esperienza una grande quantità di dati raccolti istituzionalmente dalle Camere di Commercio consentirono da un lato la nascita di imprenditorialità tecnologica specifica nel settore, dall'altro una conoscenza dei fenomeni economici industriali che prima non c'era. Un contributo, quello degli ingegneri al governo, che verrà con proficui momenti di confronto per dare quindi impulso occupazionale e crescita al nostro Paese.